confronto con questo progetto. Qua non si è mai parlato, riceve e l'impresa costruisce. Credo che sia un passaggio abbastanza delicato, abbastanza importante da ritenere. Vorrei richiamare la vostra attenzione su un fatto. In questo momento di vacche magre per l'economia, per la situazione economica e finanziaria che c'è in Italia, il presentare e pensare di portare avanti un progetto del genere mi sembra abbastanza utopistico. Lo dico perché nella nostra città alcuni imprenditori e impresari hanno realizzato opere non indifferenti che sono ancora, perlomeno a quanto risulta, la maggior parte sono disabitate, vuote, inutilizzate. Allora la mia domanda è questa, è su questo che vorrei richiamare la vostra attenzione. La mia domanda è: che fine ha questa costruzione? Che fine ha questo complesso enorme, perché è enorme, come diceva prima Geometra Sileo, vincola non soltanto noi altri dal punto di vista per salvaguardare l'oratorio, ma anche l'attività commerciale e costruttiva degli altri imprenditori locali, perché qui si parla di un'impresa che non è di carattere locale, ma è un'impresa che verrebbe da fuori, di grandi dimensioni. Allora, la mia domanda è questa: qual è lo scopo di questa operazione? Mi pare talmente non consona al progetto che per avere, perché se costruisco voglio guadagnarci. In questo momento non c'è una corsa all'acquisto, per cui sarebbe un impegno enorme, perché è un impegno di capitali enorme la ricostruzione, la realizzazione di quest'opera, a fronte di che cosa? Ci lascia perplessi, almeno a me e con coloro con cui ragiono e discuto questo argomento, una situazione che non è chiara. Sarebbe bene, anche alla luce di questo, che venissero presi provvedimenti e rinunciare a quello che è il progetto proprio negativo sotto tutti i punti di vista per lo smantellamento dell'oratorio. Vi ringrazio e scusa. La parola a Massimiliano. Buonasera a tutti, sembra un interrogatorio questo. Dunque, il Presidente Torello e Tommaso Sileo e Pietro Balestino hanno ben esposto e ben spiegato i documenti, gli atti che riguardano l'oratorio. Coloro che sono favorevoli alle operazioni immobiliari hanno parlato del comitato come di un gruppo di vecchi nostalgici, ma insomma non è così, che vorrebbe bloccare lo sviluppo di Nizza. Il comitato invece è nato per cercare di innescare una collaborazione virtuosa fra persone di buona volontà, per salvare un punto di riferimento ancora importante per Nizza e per il suo futuro. La vicenda dell'oratorio quindi non è soltanto una questione nostalgica, non è soltanto una questione di atti, di documenti, che comunque abbiamo cercato, abbiamo studiato, in alcuni casi abbiamo anche ben protocollato in comune. È da auspicare che la battaglia per l'oratorio, per la difesa dell'oratorio possa costituire per Nizza un punto di svolta. Che possa essere questa battaglia un momento di riscossa civile, di rinascita morale, dopo troppi anni di compromessi sbagliati, di compromessi che anche dal punto di vista urbanistico edilizio non hanno fatto l'interesse di Nizza, ma hanno fatto interessi diversi. Quindi direi che giovani e meno giovani dobbiamo essere sempre consapevoli che la difesa dell'oratorio è la difesa anche di una nostra identità positiva. Grazie. Volevo illustrarvi l'iniziativa del comitato che oltre alla salvaguardia dell'oratorio, alla bonificazione dei cieli, volevano anche porre un segno, visto che nel 2015 ricorre il bicentenario della nascita di Don Bosco, la sua data di nascita è il 16 agosto 1815, che
in preparazione di questa grande ricorrenza, il rettore maggiore dei Salesiani, Don Chavez, nomo successore di Don Bosco, ha deciso di far girare per 5 continenti l'urna con la reliquia di Don Bosco. Il pellegrinaggio è iniziato nel 2009 e quest'anno, esattamente il 23, 24 e 25 dicembre, giungerà a Nizza presso l'Istituto Nostra Signora delle Grazie. Il pellegrinaggio dell'urna passerà anche a Nizza Monferrato, perché è proprio a Nizza che Don Bosco, con Suor Maria Domenica Mazzarello, fondarono l'Istituto Nostra Signora delle Grazie, dove si formarono molte suore delle figlie di Maria Ausiliatrice che partirono per tutto il mondo nel nome e nello spirito di Don Bosco della Mazzarello. I festeggiamenti del bicentenario si apriranno ufficialmente il 16 agosto 2014, per chiudersi un anno dopo. In occasione di questo grande evento, noi come comitato avremmo deciso di erigere in onore di Santa Maria Domenica Mazzarello una statua a metà del viale Don Bosco, nei pressi di via Mazzarello, in modo da dare maggior risalto a questa collaborazione che c'è stata a Nizza Monferrato tra Suor Maria Mazzarello e Don Bosco, e creare una passeggiata che inizia dalla statua di Don Bosco, eretta dagli ex-allievi dell'oratorio Don Bosco nel 1929, anno di beatificazione e l'amicazione di Don Bosco, passa davanti a Statua di Santa Maria Mazzello e termina nel santuario della Madonna fondato da entrambi. E adesso Giovanni Cassigliero ci fa vedere un attimo il progetto che avremmo intenzione di portare avanti. Di Don Bosco che c'è in fuori il viale, e come vi diceva Luigi Notorello, noi abbiamo fatto degli progetti di massimo comunque per adesso, non c'è ancora nulla di definitivo. A metà del viale Don Bosco si trova quell'area verde sulla destra andando verso la Madonna, dove ipotizzeremmo, secondo questa planimetria, di posizionare una piccola area al cui centro verrà posizionata la statua di Madonna Mazzarello, un'area diciamo così di 2,35 m per 18, quindi molto piccola, e qualunque intenzione avesse il comune di effettuare su quest'area non dovrebbe dare comunque fastidio. Quindi questo è il posizionamento. E la sua configurazione è molto semplice comunque, questo è semplicemente un disegno, molto semplice con la scritta a Santa Maria Domenica Mazzarello, data di nascita e data di morte. Anche nelle sue dimensioni abbiamo rispettato quelle della statua di Don Bosco, altezze e larghezze, con un suo piccolo delimitazione anche di rispetto, perché giustamente altrimenti magari se un domani uno vuole posizionare anche dei fiori o qualunque cosa è possibile farlo. E in ultimo abbiamo provato a fare, noi lo chiamiamo nella nostra attività un render, ma è molto semplice, fatto velocemente, per fare un inserimento diciamo così ambientale e capire se ci poteva stare effettivamente oppure no. E quindi sarebbe la presentazione finale sarebbe questa qui, in quell'area. Grazie, apprezzo molto volentieri, vi ringrazio. C'è anche anche lateralmente, forse questa è più chiara perché si capisce esattamente il suo posizionamento. Questa vista ancora dall'altra direzione, ok, e se vi fa piacere vi farei, perché avremo preparato anche un piccolo filmatino su questo progetto per tornare diciamo un po' divertente da definire poi la situazione. Ve lo faccio vedere così
dura solo 4 minuti. Questo anche per dimostrare che il Comitato ha serie intenzioni di impegnarsi e di andare avanti col contributo e la partecipazione di tutti voi. Grazie ancora. Devo dare velocemente due dati sul Comitato. Come numero di aderenti al Comitato sono più di 160. Quindi è già un bel numero, diciamo che dato che è nato nel mese di agosto, periodo di ferie, e poi diciamo che le prime adesioni sono state iniziate a prendere verso metà settembre, diciamo che in poco tempo è cresciuto bene questo comitato, quindi vuol dire che il problema oratorio è nel cuore di tutti i cesi. Tra l'altro chi vuole aderire, che non ha ancora fatto, può farlo, c'è una scheda da compilare e chiediamo un'offerta minima di 5 euro. I soldi, le offerte raccolte verranno, adesso sono lì accantonate, perché comunque anche se pubblicamente, ufficialmente non avevamo ancora chiesto nulla se non la quota di adesione, sono già partite anche delle iniziative, tipo da un ex allievo che ha fatto la festa di compleanno e invece di ricevere regali ha mandato la lettera dicendo fate delle offerte per chi vuole che verranno devolute al comitato che si impegna a salvaguardare l'oratorio. Quindi le offerte che abbiamo ricevuto, che riceveremo, saranno usate proprio per la parola, se qualcuno ha qualche domanda da fare.
se non siamo stati chiari in qualcosa. C'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa? Sì. Allora, questa associazione Shalom è nata in Brasile. Praticamente noi precedentemente col vescovo avevamo parlato chiedendogli che mandasse qualcuno. Noi avevamo preso contatti con delle associazioni collegate con i salesiani, però poi invece il vescovo ha trovato questa associazione Shalom che è composta, praticamente qui a Nizza è stata mandata ed è composta, è una famiglia composta da moglie, marito e tre figli. 4 figli, scusate, 4 figli. Diciamo che questa associazione è stata riconosciuta dal Vaticano, mi sembra circa un anno fa. Si dovrebbe impegnare questa famiglia a fare animazioni nell'oratorio e occuparsi anche della parte spirituale. Difatti collabora anche con le parrocchie e adesso ho visto che nel programma dell'Avvento ci sarà un venerdì sera presso la parrocchia di, adesso non mi ricordo bene se San Siro o Sant'Ippolito, che terrà la serata proprio San Siro, terrà la serata questo incontro di preghiera, questa associazione Shalom. Grazie, ma penso di parlare forte. Ma io volevo solo precisare questo, ho interrotto Torello perché partecipo al gruppo di preghiera, partecipo all'adorazione e sarebbe bello contribuire all'oratorio, con il direttore, con chi comunque la sta già cercando di rendere viva questa realtà, anche con una attiva partecipazione. È meritevole l'operato del comitato che veramente fa un lavoro egregio per quanto riguarda appunto il mantenimento della struttura e parte comunque della struttura. Bisogna anche, come ha detto il Salesiano precedentemente, partecipare e non solo sempre stare a vetrine e verificare. Ecco, questo è il mio pensiero. Grazie. Che mi suggeriva prima comunque il signor Balestrino, che volevamo, quello che puntavamo, che forse non avevo detto, che anche oggi l'abbiamo ribadito col Vescovo, che non ci dovrebbe essere questa divisione tra oratorio e parrocchie, in quanto, diciamolo pure chiaramente, c'è un po' una storica barile, perché quando si parla con la parrocchia, dice l'oratorio diocesano, quando si chiede qualcosa ai diocesi dovete sentire la parrocchia. Quello che chiediamo al Vescovo, e poi abbiamo parlato anche con Ronaldo, quindi anche i parroci, che sia una comunità unica, perché poi l'obiettivo è unico, e quindi non di divisione. E quello che abbiamo cercato ancora di spiegare oggi al Vescovo,
e che si spera col tempo, anche se sarà molto difficile perché da anni che ci tentiamo, che ci sia questa unificazione e che eventualmente quello che spingiamo è che l'oratorio passi sotto a una parrocchia. C'è qualche altro intervento? Il vescovo ha delle difficoltà a mettere un sacerdote. Ecco, quello che mi piace poco è il senso critico nei confronti del vescovo. Adesso non entro in merito ai progetti, edilizi, cose così, perché non è che ho compreso molto bene, non so, adesso non, cioè, bisognerebbe secondo me collaborare di più con il vescovo e non mettersi in contrapposizione con lui. Il vescovo poi tiene chiaramente per l'oratorio, per quello che è, sono le anime in pratica, no? Quindi a lui interessa la preghiera, cioè, poi le altre cose sociali, tipo il campo sportivo, la bocciotti, non è compito della diocesi, mi spiego? Cioè, mi piace poco questa contrapposizione, dovremmo essere più vicini al vescovo. Non so se era presente all'inizio dell'incontro, c'era l'amico. Allora, noi prima di costituire questo comuniamo la collaborazione, difatti anche anni addietro, sia Don Spertino sia anche il Vescovo aveva detto che gli stranieri erano lo zoccolo duro dell'oratorio. Però noi questa collaborazione l'abbiamo data fin dall'inizio, perché dal 96, quando i salesiani hanno lasciato, fino al 2000 sono stati gli assalieri dell'oratorio Don Bosco a trainare l'oratorio, perché non c'era nessuno che si interessava, allora c'era Monsignor Livio Maritano e noi siamo rimasti allo sbando e le varie bollette che c'erano da pagare, i vari lavori che c'erano da fare li abbiamo seguiti, grazie anche al signor Zappa che in quel periodo si era dato molto da fare e che poi ha continuato anche a collaborare con Don Ettore Spertino. Quando c'era Don Ettore Spertino la collaborazione c'è stata e lui era presente quasi tutti i giorni lì all'oratorio. E la collaborazione è stata data. Successivamente abbiamo chiesto questo incontro, come già detto, con il Vescovo, però il Vescovo dice una cosa davanti a noi e ne fa un'altra dietro, allora questo è quello che non ci piace. Perché noi la prima cosa è quella di collaborare, lo abbiamo detto 50.000 volte e ancora oggi, tra l'altro è stato invitato a questo incontro, però non ha accettato di venire. Però noi la prima cosa era quella della collaborazione, però lui non l'ha data, è quello il fatto. Più che dirgli facciamo un progetto insieme, diciamo i lavori che ci sono da fare, noi ci impegniamo a raccogliere i fondi, se poi non ci riusciamo andate avanti per la vostra strada, ma prima proviamo. È questo che non riusciamo a capire perché il Vescovo non ci concede questa opportunità, forse ci sono altri interessi dietro che non ci vuole svelare. Ma diciamo non solo oggi, già ai tempi di Don Bosco, prima li attirava con altre attività e poi li portava alla preghiera. Non si può prima portarli alla preghiera e poi dargli l'attività, perché purtroppo non è possibile. Sono ragazzi. Comunque il gioco è anche preghiera, se il gioco è ben fatto, con un certo insegnamento anche quello serve, come tipo l'attività teatrale, stare insieme, collaborare, e tutto è già comunque un grande traguardo, soprattutto in questi tempi, perché si rendono responsabili anche i ragazzi con certe attività.
E tra l'altro la dimostrazione è stata data anche domenica scorsa, che gli Ossalieri hanno organizzato un torneo di calcio balilla dove sono stati coinvolti sia i ragazzi che i genitori. È stata una bella esperienza, sono stati tutti soddisfatti, sia ragazzi che genitori, e quando è terminato ho detto quando ho organizzato qualcosa d'altro. Cercheremo di farlo, avremo bisogno di collaborazione anche magari dei parroci, perché questa collaborazione comunque l'abbiamo chiesta, non ce l'hanno data e quindi serve anche quello. Sì, infatti, quello sì, perché generalmente si portano a fare le attività, si porta a fare il calcio, si porta a fare pallavolo, eccetera, si portano, magari poi si va a vedere anche la partita, però durante la settimana, per l'allenamento tutto, si lasciano lì, si vanno a riprendere, invece lì c'è stata proprio un'unione anche delle famiglie, infatti ho detto, finalmente siamo riusciti a staccare dalle televisioni e farli giocare insieme, che è quello che poi serve, perché anche il sindaco viene a dire che ormai i tempi sono cambiati, che c'è bisogno di robe tecnologiche, non è vero, quello che serve è fare delle attività per i ragazzi rispondono, e questo ce l'ha dato dimostrazione anche Don Mirko, che purtroppo ha mandato via. Quando nell'estate del 2012 nei cortili aveva 50-60 ragazzi, perché ha fatto un centro estivo, dai 14 ai 20 anni, e oggi aveva dei ragazzi in un oratorio di quell'età lì non è facile, però lui è andato anche in Piazza Marrone a raccogliere i ragazzi. Allora vi ringrazio per essere venuti, faccio ancora alcuni ringraziamenti, ringrazio anche il Presidente dell'Unione Ossalieri Don Bosco di Asti, che è qui presente con noi, perché anche lui è vicino a questi problemi. Ringrazio l'ERCA per averci dato la possibilità di fare questo incontro. Tra l'altro la ditta Amaretti vedo Vincenzi in un baruzzo, perché in fondo alla sala ci sarà un piccolo rinfresco, e il signor Alessino che ci offre un grappino e una china.